Ora, che cosa bisogna fare a questo zolfo che è presente nei nostri idrocarburi per insomma, avere un prodotto migliore di qualità? Bisogna innanzitutto togliere questo zolfo, no? Perché non puoi lasciarcelo dentro, perché rende il petrolio corrosivo, difficile da trasportare, puzzolente perché sta di uova marce. E in genere quello che si fa è di costruire questi cosiddetti centrioli, cioè degli impianti per la desolforazione, per togliere questo zolfo. E questo si può fare tramite insomma, dei processi complicati e delicati che sono insomma, qui elencati dallo schema chimico, non entriamo in dettagli, però la cosa da tenere presente è che per togliere questo zolfo ci sono processi ad alta temperatura, alta pressione, dove si usano forti dosi di acqua e con gas pericolosi. E tutta questa reazione chimica che si fa, una parte di questo zolfo non riesce mai ad essere smaltito e quindi quello che si fa lo si incenerisce e lo si manda in atmosfera. Questo qui è una torre di desolforazione dove appunto viene bruciato questo idrogeno solforato in eccesso e che è presente appunto lì in Basilicata. Questa fiamma è in azione 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, non si spegne mai e qui è un giorno insomma medio, ma in alcuni giorni la fiamma può essere molto più elevata, altre volte ci sono scie nere e così via. Quindi immaginatevi che insomma una operazione di questo genere. E perché diciamo faccio vedere questo? Perché come dicevamo noi prima, non è che arriva a un pozzo e finisce là, un pozzo è soltanto una porta d'ingresso, perché una volta che arriva un pozzo ne arriva un altro, ne arriva un altro ancora e poi c'è bisogno di infrastruttura, c'è bisogno di oleodotti, c'è bisogno probabilmente di industria per lavorare, per raffinare, per trattare quello che non è stato dal sottosuolo. Quindi la risposta è sempre essere preventivi e non far sì che queste industrie arrivino dal primo momento e non invece aspettare che camminino un po' finché il mostro diventa troppo grande. In Basilicata hanno iniziato così, con piccoli permessi, piccoli pozzetti e poi pian piano si sono ritrovati con strumentazioni di questo genere qui che appunto, come ho detto, no? Sono di dimensione 24 ore su 24. E quindi, tornando a noi, questo processo di desolforazione si può fare in terra, si può fare direttamente sulle piattaforme in mare per togliere lo zolfo, oppure si può fare anche su queste navi apposite, che fra l'altro è quello che vogliono fare adesso in Abruzzo, si chiama Umbrina, e appunto l'idea è di togliere lo zolfo direttamente su questa bellissima nave che vogliono fare in Abruzzo a 9 km da riva, una cosa veramente fuori, no? Un mostro del genere a 9 km da riva, tra l'altro a riva c'è anche un parco nazionale della costa di Trabucchi, quindi veramente un'idea assurda. Stiamo abbastanza lottando, però insomma questo è il progetto del nostro amato governo. Ecco, allora, che cos'è questo idrogeno solforato che verrà fuori o direttamente dal pozzo come forma di esalazione o anche da questa opera di raffinazione se mai ci sarà? L'idrogeno solforato è un gas incolore, facilmente infiammabile, la cui tossicità è simile al cianuro. E perché dico questo? Perché si attacca alle cellule delle persone e non consentisce all'ossigeno, non consente all'ossigeno di arrivare direttamente a destinazione. E quindi se le concentrazioni sono troppo elevate c'è praticamente la morte istantanea per l'asfissia. Ha un sgradevole odore di uova marce ed è appunto uno dei principali gas che risulta dell'opera di raffinamento del petrolio. Qui ci sono un po' di dati, si vede che si passa dalla puzza a concentrazioni molto basse, ppm significa parti per milione, e poi si arriva appunto, se le dosi sono troppo alte, appunto la morte immediata. E in Italia e anche qua in Sardegna abbiamo già avuto i nostri morti per idrogeno solforato. Se vi ricordate qualche anno fa tutti quei morti nelle cisterne che si c'erano lì a Bari, a Catania, quindi sono tutti quanti morti per idrogeno solforato. E lo stesso a Cagliari, vicino lì a San Roque, ci furono quei 3 morti della Saras che appunto morirono per causa dell'idrogeno solforato. E a suo tempo il Corriere della Sera disse che la tragedia si poteva evitare se solamente in questo paese avessimo investito di più nella conoscenza e nella diffusione di questa conoscenza. Quindi quando c'è la puzza di uova marce uno deve sempre pensare forse questo qui è l'idrogeno solforato che insomma circola nell'ambiente. Ecco, è evidente che se l'esposizione a tassi elevati causa la morte immediata, è evidente che l'esposizione costante ma duratura nel tempo certamente bene alla salute non può fare, ed infatti qui c'è tutta una serie di problematiche al corpo umano collegati proprio a questa esposizione all'H2S, problemi al respiro, alla pelle, alla vista, al sistema nervoso di vario genere. E qui anche ci sono un po' di studi sempre che vengono dal Texas, dove fanno appunto vedere gli effetti
alla salute umana dovuti all'esposizione cronica ma a basso livello di questo H2S. E probabilmente non si vede tanto bene in fondo, però se un po' si riesce, il bianco sono le popolazioni non esposte all'H2S, mentre invece il grigio e il nero sono popolazioni esposte a questo H2S. E si vede che le tabelline nere e grigio sono molto più grandi di quelle bianche. Questo per una serie di malattie come per esempio problemi di mal di testa, problemi di equilibrio, tremorii, problemi di ansietà, depressione, problemi ai polmoni, bronchiti, tossi persistenti, mancanza di fiato, anemia, problemi al sangue e così via. Le malattie hanno sempre tassi superiori in popolazioni esposte a questo H2S. E ovviamente a lungo andare i danni diventano permanenti, perché il corpo umano non è che no, è una cosa, una macchina che non fallisce mai. A un certo punto no, dai, anche il corpo ne risente e che appunto questi danni qua diventano permanenti. E una delle manifestazioni di questo continuo esporre agli inquinanti, appunto in alcuni casi può essere la comparsa di tumori. Il cancro viene per molti modi, però uno dei modi in cui può avvenire è grazie all'esposizione a quelli che si chiamano agenti genotossici, che sono appunto sostanze presenti nell'ambiente e che arrivano dall'esterno, causano danni al DNA delle persone e poi questo va a dare segnali sbagliati alle cellule che poi proliferano in maniera disordinata. Quindi in maniera indiretta questo agente genotossico causa la comparsa di tumori. Ed ecco qua un po' di articoli dalla letteratura scientifica degli scorsi anni dove appunto tutto questo viene messo in evidenza. Evidenzia che l'idrogeno solforato è un agente genotossico, l'idrogeno solforato induce danni al DNA, l'idrogeno solforato induce danni al DNA ancora, l'idrogeno solforato induce la proliferazione di cellule cancerogene al colon degli umani. E anche qui una frase da uno di questi articoli dove dice che dato un background genetico di una persona predisposta, l'idrogeno solforato ha il ruolo di insulto ambientale che può portare all'instabilità del genoma o a mutazioni caratteristiche del cancro al colon. Quindi questo è abbastanza evidente e non l'ho messo qui, ma avete tutti quanti sentito, ripeto, tutto questo diciamo è letteratura, però è anche vita. Se uno va a guardare lì a San Rocco, proprio da poco è uscito questo studio dove si parla appunto di mutazioni al DNA dei bambini che vivono esposti a questi inquinanti della SARS. Quindi la letteratura scientifica va di pari passo con quello che succede nelle comunità e nella vita delle persone. E come dicevamo prima, come diceva anche Manuela, i più vulnerabili sono sempre le persone che hanno già debolezze per conto loro, le persone che hanno già condizioni preesistenti, le persone anziane, le persone che hanno già malattie, ripeto, di qualche tipo. Le donne incinte, si sa che l'idrogeno solforato, e questo da studi di varie parti del mondo, innalza i rischi di aborti spontanei nelle donne e soprattutto i bambini perché hanno un fisico più delicato e respirano in proporzione agli adulti volumi maggiori di aria appunto a causa della loro fragilità. E quindi insomma ci sono tutta una serie di problematiche e non c'è soltanto l'idrogeno solforato, ma ci sono anche altre sostanze che vengono in qualche maniera a cui la popolazione viene in qualche maniera esposta appunto durante sia la lavorazione che l'estrazione di questi gas per quello che sono. E invece in particolare uno studio che è stato fatto sul bestiame e qui lo studio era fatto non sull'idrogeno solforato ma sul diossido di zolfo, che è uno dei, l'H2S poi si trasforma e diventa SO2, oppure l'SO2 può anche essere direttamente trovato con escatto sulfureo dalle operazioni sia di estrazione che di lavorazione. E qui si vede allo studio la mortalità di queste mucche esposte a varie concentrazioni di SO2 e si vede che man mano che aumentava la concentrazione di questo composto sulfureo nell'atmosfera, la mortalità delle mucche aumentava quasi del doppio. Quindi insomma ci sono delle correlazioni fra questi problemi al bestiame, appunto l'emissione di sostanze sulfuree nell'ambiente. E qui ancora la stessa cosa, l'aumento di mortalità nel bestiame a causa di esposizione al benzene. Si vede che più aumenta la concentrazione di benzene, se uno va più verso destra nell'asse orizzontale, aumenta il tasso di mortalità di questi vitelli. E tutto questo fa sì che ad esempio in California, dove io vivo, c'è questa legge che è stata in realtà approvata nel 1987
che dice che chiunque inquina, chiunque, è tenuto a dirlo ai cittadini, perché non per trasparenza, tu stai inquinando, io lo devo sapere. E quindi tutte le industrie che inquinano, ma anche i petrolieri in particolare, sono obbligati dalla legge a comprarsi una mezza paginetta di giornale per dichiarare che stanno inquinando. E il giornale non è il giornalino della Chiesa, è il giornale, in questo caso qui, il Los Angeles Times, dove ogni 3 mesi la ExxonMobil, la Shell, la BP e la Shell si comprano questa paginetta per dichiarare che le sostanze chimiche che lo Stato della California sa di causare cancro, danni alla nascita e altri danni riproduttivi sono contenuti nei campi di petrolio, nelle stazioni di servizio, nelle raffinerie, negli impianti chimici, in tutte le operazioni di trasporto, stoccaggio dove si produce, manifattura, distribuisce, trasporta, stocca, eccetera, eccetera, qualsiasi derivato degli idrocarburi. Quindi è evidente che, ripeto ancora una volta, non c'è bisogno di venire a fare gli esperimenti da nessuna parte d'Italia perché è già tutto quanto noto. Ecco. Poi altre problematiche, gli incidenti, questo è qualcosa di cui non si parla tanto spesso e diciamo sono eventi rari, nel senso che non si sa, può darsi pure che l'incidente non verrà mai, però sono sempre possibilità non nulle di cui bisogna tenere in considerazione. E qui ad esempio c'è uno degli scoppi più accaduto in Italia all'inizio del 1994 in provincia di Novara e per 2 o 3 giorni ci fu eruzione ininterrotta di petrolio, erano terreni agricoli dove c'erano delle risaie e il territorio divenne impraticabile per almeno 50 km quadrati. La bonifica, ci volle molto tempo per fare la bonifica e la parte più vicina al pozzo ancora adesso ha da essere bonificata. Qui c'è ancora un'altra figura dello scoppio, qui le risaie piene di petrolio in quel tempo lì, e questa è la macchia aerea. La pallina bianca è il pozzo e tutto il nero, quello lì è il petrolio che è riversato nei campi delle persone. Questo qui è un altro scoppio a Policoro, in provincia di Potenza, nel 1991, pozzo di gas, ancora qui a 3 immagini dell'epoca, e questo invece è Rovigo, dove un pozzo praticamente abbandonato iniziò a sfiatarsi, a mandare fuori esalazioni di metano e nessuno fece niente per 1 anno e 3 mesi, quindi questo pozzo aveva c'era puzza di metano e per 1 anno e 3 mesi nessuno fece niente, misero questo cartello per dire non vi avvicinate perché c'è il pericolo di incendio, però nessuno fece niente per cercare di fermarlo. E qui altri scopi in altre parti del mondo per far vedere che sono abbastanza diffusi, anche se non se ne parla tanto nella stampa così, perché non fanno notizia probabilmente tanto quanto magari altre cose. Però uno degli incidenti che ha avuto importanti risvolti è stato quello del Golfo del Messico, che insomma veramente devastante la faccenda. Si vede che il pozzo è uno di quei puntini di imbasso e si vede tutta quanta la macchia nera del Golfo che, come sapete, durò per 2 mesi e mezzo questa eruzione di petrolio. Adesso la stampa non ne parla più del Golfo del Messico, è come se fosse tutto a posto, tutto finito, siamo tutti tornati al mare felici e contenti. Non è vero niente, perché questo è quello che si pesca in questo momento nel Golfo del Messico. Ci tengo sempre a far vedere queste cose perché uno non deve pensare che lo scoppio c'è, finisce e poi è tutto a posto. Ripeto, sono tutte cose che sono, come ho detto, eventi rari, ma che una volta che succedono hanno conseguenze per molti anni. Ripeto, questo è quello che viene fuori adesso al Golfo del Messico. Pesci che hanno sotto le squame petrolio, pomponi di vario genere, lesioni, gamberetti senza occhi, pesci con 2 bocche e mogli di delfini di vario genere. Quindi insomma sono cose abbastanza brutte collegate a questi scoppi. Qui ci sono vari piccoli scoppietti, diciamo così, operati in Italia e in varie parti della nostra nazione. Questo qui in Gela, qualche giorno fa c'è stata questa grande perdita di idrocarburi a Gela, e questo qui diciamo, è la piattaforma Pagolo, di cui si parla molto poco in Italia, perché forse anche noi tanti anni fa, non lo so, però fu il nostro piccolo Golfo del Messico, perché anche qui per 2 mesi e mezzo ci fu il rilascio incontrollato di metano in acqua, quella piattaforma che si vede lì scoppiò e morirono 3 persone sulla piattaforma, e qui appunto le immagini del crollo dell'epoca, la piattaforma Pagolo, ripeto, di cui non si parla più e soprattutto da cui non abbiamo imparato niente. Perché dopo di quello scoppio lì non è che la legge italiana è cambiata, ci sono stati limiti, maggiori controlli, eccetera, c'è stato veramente poco, quindi è stata una tragedia che da cui non abbiamo imparato quasi niente. Ecco, un altro tema di cui si è parlato in precedenza è quello della subsidenza e che praticamente
questo della subsidenza, grazie al quale una volta che uno estrae volumi dal sottosuolo, che siano di gas, di petrolio o anche di acqua, non ha importanza, ma quando uno estrae qualcosa dal sottosuolo c'è la tendenza appunto al suolo stesso di compattarsi, no? Di abbassarsi per cercare di riempire questi vuoti che si sono formati. E questa appunto è la subsidenza indotta. Anche qui ci sono casi in varie parti del mondo, questo qui in Venezuela, in Texas, in Norvegia. Questo forse spero che si veda abbastanza. C'è la piattaforma, quella che si trova più a sinistra, è una piattaforma fotografata in Norvegia nel 1973 e c'erano 4 livelli di finestre e come si vede dopo 10 anni fanno un'altra foto e i livelli di finestre sono diventati solamente 2, quindi c'è stato proprio questo abbassamento in 10 anni abbastanza evidente di questa piattaforma. E questo è successo in mare aperto, però ci sono molti altri casi in cui ci sono anche problemi sulla terraferma, con tutti i problemi di problemi alle fogne, alle fondamenta, tutto il sistema che può essere presente nel sottosuolo. Qui la stessa cosa in California tanti anni fa, e si vede qui proprio le due righe rappresentano uno il tasso di estrazione di idrocarburi e l'altro invece il tasso di subsidenza indotta, quindi vanno di pari passo, aumenta l'estrazione di petrolio, aumenta l'abbassamento del suolo. E tant'è vero che lì c'è quella foto lì dell'idrante che è rimasto in alto, mentre invece la terra si è totalmente abbassata.